Di Fausto Cigliano. Buonanotte Cigliano. Buonanotte. Chi non lo conosce Fausto Cigliano? Ormai quanti anni che Fausto Cigliano è sulla strada, se così si può dire, insomma, è sempre pronto? Io vengo da lontano, dico sempre, e in effetti è vero, vengo da molto lontano, nel senso che ho cominciato a cantare, sono stato forse nella generazione dei cantanti di un certo periodo il più precoce. Lei arriva da Napoli comunque, Chiaro. non è poi tanto lontano. Chiaro. Ho cominciato a cantare insomma intorno le prime trasmissioni televisive le ho fatte nel 54 e quindi nel 54 io avevo 17 anni, 18 anni, quindi ero veramente un precoce. Allora i cantanti iniziavano leggermente più tardi. Allora la chitarra l'aveva a quell'età? Sì, avevo la chitarra e difatti ho cominciato accompagnandomi con la chitarra, però c'è un antefatto, un minimo di pratica come si usava allora l'ho fatta in locali notturni, anche se l'ho fatti per necessità in un certo senso. È stato difficile avere quella chitarra, eh? Se l'hai guadagnata, se l'è sudata proprio la chitarra. Più che altro è stato difficile ed è stato insperato, perché io la chitarra la sognavo, talmente la sognavo che quando ero più piccolo ancora avevo creato una chitarra nei miei periodi di malattia, perché sono stato asmatico infatti lei ha frequentato la prima elementare a 8 anni, esatto, proprio per motivi di salute. Per ragioni di salute. Ho sofferto di asma dai 7 ai 15 anni, quindi ho respirato con gli occhi e con le orecchie, dico. Allora nei periodi che stavo a letto con uno scatolo delle scarpe, facendo un buco al centro e mettendo degli elastici normali, comuni elastici, avevo questa specie di chitarra che io pizzicavo e questo mi confortava molto il suono, questo suono che evidentemente forse stava nel mio DNA, questo approccio lento. Poi la prima chitarra chi gliel'ha regalata? Un suo amico? La mia prima, che lei ha perso papà? La prima chitarra l'ho avuta in maniera strana, e naturalmente piacevolissima. Io arrivato al primo ragioneria, venendo dalla scuola media, decisi, perché c'era una possibilità di prendere una borsa di studio per guadagnare, per comprare una chitarra, no? E decisi di studiare sul serio. Mi impegnai anche contro come si può dire, contro forse le mie possibilità, e alla fine dell'anno, era l'anno del 52, presi una media di 5, 8 e 4, 7, tra cui 8 in matematica, che mi consentiva di arrivare a questa borsa di studio. Purtroppo nel 52 morì papà e naturalmente la famiglia non potette pensare a queste cose di carattere futili e ci fu a un certo punto, dopo un po' di tempo naturalmente, forse 2 o 3 mesi, un mio caro amico che si chiamava Geppi, che un giorno mi venne a prendere, si viene a casa e ti devo far vedere una cosa. Mi mostrò questa chitarra, una chitarra di Catania, messa su un letto, che era praticamente l'omaggio forse più bello che io avessi potuto sperare. Avuta la chitarra, bisognava trovare gli accordi. È stato difficile? No. No, sì. Non è stato difficile, è stato diciamo così laborioso, perché non è che avessi contatti, non è che sapevo come fare. Ho comprato un piccolo libretto di accordi, ho cominciato a fracassarmi le dita, perché i primi contatti con uno strumento sono sempre veramente molto difficili, molto difficoltosi, insomma. Ho cominciato a fare queste piccole cose per cominciare a canticchiare qualche cosa. E gli accordi della vita? È stato più difficile di trovarli? Il successo, le frequentazioni, no, le forse amicizie? quello è stato più semplice. Io dico che in genere quando si è giovani si è anche incoscienti e quindi si ha la forza di inseguire determinati sogni con maggiore determinazione. E quindi devo dire che io mi sono fatto sentire, per esempio a Ischia, ho fatto un paio di stagioni in locali notturni a Ischia per esempio, e in quella circostanza conobbi un personaggio della RAI, mi feci sentire, feci un'audizione e lui mi dette appuntamento a Roma, il numero di telefono, e quando viene a Roma mi telefoni eccetera. Arrivato a Roma feci il provino, che io non pensavo fosse tale, a Via Asiago proprio, e da lì è cominciato un po' tutto. E tra gli accordi della sua frastagliata, poliedrica attività umana e professionale c'è stato anche il Festival di Sanremo 2 volte.
c'è stato il Festival di Sanremo Splende 2 volte. il sole e Se domani. Sì, ma ho cantato anche un'altra canzone che si chiama Né stelle né mare. Ecco perché io ho il dubbio di aver fatto, ho cantato Sempre con te, Né stelle né mare, Splende il sole e Se domani. Quindi quanti Sanremo ha secondo fatto? me ne ho fatti 3 di Sanremo. Adesso è difficile ricordare. 3 ma se Sanremo, io ho ma ha cantato, cantato 4 se io ho canzoni. cantato 4 canzoni ed Se domani è stata una di quelle, in quella circostanza, mettiamo che in un'altra volta ne ho cantate 2, perché 3 era impossibile che ne cantassi, c'è stato ancora un altro Festival di Sanremo. Parliamo di che anni? Di Sanremo di quali anni? Beh, gli anni sono intorno al 50, 60, 61, 62, quel periodo lì. E Se domani, cioè l'ultimo, è 1963. Quindi quasi 40 anni fa. Quanti anni ha Cilliano? Io sono del 37, non vi dico di fare i conti, quindi praticamente ho 63 anni. Sì, praticamente 63. era quasi nato Sanremo, era un bimbo piccolissimo. Sì. Quest'anno si festeggiano i 50 anni di Sanremo. Si festeggiano i 50 anni di Sanremo, sì. Adesso staremo a vedere. Come è cambiato Sanremo, secondo lei? È cambiato molto, innanzitutto si sente molto meglio da un punto di vista audio, allora si sentiva solamente la batteria quando uno andava a sentire le musiche che uscivano dal festival, cioè la ripresa fonica non aveva certamente i livelli di quella di oggi. Devo dire che come è cambiato, insomma, è cambiato il genere di canzoni. Anche i presentatori sono cambiati. Anche i presentatori sono cambiati. C'è sempre un bravo e simpatico Fazio, coadiuvato da maestro Pavarotti, da Teocoli. Chiaro, cioè una squadra. I suoi Sanremo da chi erano presentati, da chi erano condotti? Io credo che ho fatto un Sanremo probabilmente con Nunzio Filogamo anche, immagino, adesso è difficile ricordarlo, dovrei andare a leggere i giornali, ma non so adesso gli altri chi è che ha presentato. Si è mai commosso a Sanremo, lei ha mai pianto? No, ma mi sono fregato dalla paura, questo sì, molto. Si è arrabbiato mai a Sanremo? Beh, ti arrabbi sempre quando non vai fuori, cioè quando vai fuori, e io sono andato sempre fuori, quindi non ho avuto una vicenda molto piacevole, però voglio dire, essendo improprio per certi versi, forse perché ero un cantante considerato napoletano, devo dire che la vicenda di Sanremo mi è andata bene. Mi è rimasta in ganna la canzone più importante in un certo senso. Quale? E Se domani. Perché fu esclusa quella canzone. Perché fu esclusa. E come al solito succede, le cose belle a Sanremo sovente rimangono fuori. Non è il caso solo di Se domani, ma ci sono tante altre belle canzoni. A proposito di Napoli, lei è nato a Napoli, è un napoletano puro sangue. Sono verace. Teatro nella canzone napoletana. È un omaggio che lei ha fatto attraverso alcune canzoni non famosissime di grandi personaggi, Pupella Maggio, Totò, De Filippo, al grande teatro napoletano. Come le è venuta questa idea? Ecco, stiamo vedendo proprio... Ecco il frontespizio, diciamo, del CD. Come mi è venuta? Mi è venuta perché questi grandi attori del teatro napoletano, e come comunque i grandi musicisti, sono dei benefattori dell'umanità. Io sono di questo avviso. Chi fa l'arte nel senso bello della parola, è veramente un benefattore dell'umanità. E questi in più, oltre ad essere benefattori, o ad essere stati benefattori come produzione specifica loro, attore cinematografico, attore teatrale, scrittore di teatro, eccetera, sono anche stati dei personaggi che si sono sempre cimentati con la canzone. È un po' una cosa comune trovare l'attore comico che poi scrive la canzone romantica, vedi Totò per esempio, vedi Renato Rascel, per dire un nome al di fuori della canzone napoletana, vedi Petrolini a suo tempo. E la canzone napoletana, tutti quelli che ho visto, salvo il caso di Pupella Maggio per esempio, al quale in un certo senso la canzone l'ho estorta io, cioè ho chiesto io a Pupella la cortesia di avere una sua poesia, che è l'unica che aveva, me l'ha concessa, a biondo avvelenato. Per far innamorare una donna. Stavo continuando, stavo dicendo... No, volevo dire che appunto queste canzoni sono state raccolte
intorno all'idea di fare un omaggio alla canzone in definitiva, cioè la canzone che suscita anche l'interesse e l'attrazione delle persone meno sospettabili. Per lei, Giuliano, cantare ora più che un mestiere, più che una passione, è stata, sarà sempre una ragione di vita o no? Io credo di sì, e difatti mi auguro che duri la voce il più possibile per darmi questa chance, perché lei canta ancora fa oggi, parte no? della mia giornata. Innanzitutto canto a casa, primo, e poi quando mi chiamano canto anche altrove. Però voglio dire, è diventato una sorta di sistema di vita, il connubio tra la musica e la canzone, naturalmente nello specifico mio. È quello che mi dà la carica. Ecco, mi realizzo io cantando regolarmente tutti i giorni. In questi ultimi anni, secondo lei, lo spirito della canzone napoletana è stato un po' tradito o no? Ma io credo che la canzone napoletana non bisogna considerarla cristallizzata. La canzone napoletana, la canzone è qualcosa che esprime il tempo nel quale è concepita. Quindi ci sono canzoni napoletane degli anni 20, degli anni 30, degli anni 40 e ci sono le canzoni napoletane del 2000. È cambiato il modulo, non si può rifare la grande canzone napoletana. Oggi i giovani che fanno le canzoni napoletane, parlo della generazione dei cantanti napoletani, degli ultimi cantanti napoletani, seguono logicamente il loro istinto. E nella canzone italiana, secondo alcuni, c'è troppo sentimentalismo e troppo poco sentimento. È vero, non è vero, concorda? Io credo che la canzone italiana viceversa sia migliorata in virtù dell'apporto dei cantautori, migliorata soprattutto da un punto di vista letterario. Mi riferisco ai vari De André, ai vari Gino Paoli, De Gregori, Venditti, insomma questi grandi personaggi che ci sono adesso fanno delle canzoni molto belle, molto più interessanti rispetto a quelle che erano le canzoni di qualche anno fa. Apriamo l'album dei ricordi, le foto, i momenti di vita vissuta. Quanti ricordi, Cigliano? Lei ogni tanto, mi ricordo, almeno non so se ricordo bene, si arrabbiava con la stampa, in televisione, insomma... Non lo so, forse non ha un ricordo... Non era un po' polemico, no? Non lo è mai stato? No, non sono stato polemico, ma certamente non mi sono lasciato passare la mosca al naso. In questo caso. Vediamo le foto, momenti di vita vissuta da e di Fausto Cigliano, ricordiamo insieme a lui, commentiamo. Prima foto. Allora, questa è la banda, è il nucleo dal quale sono uscito, io sono il secondo, a partire da giù naturalmente, il più piccolo è mio fratello Mario, poi ci sono io, poi c'è Renato, poi c'è Bruno, Aldo, anzi Ciccio, Aldo e Vittorio. Lei ha fatto anche l'attore in un film di Antonioni, interpretando se stesso. Sì, non è che c'era il personaggio Cigliano, ho fatto un chitarrista che a una festa elegante eseguiva delle musiche e queste musiche erano musiche mie. Altra foto. Questa è una delle prime esibizioni, come ho detto ho fatto un po' di locale notturno all'inizio, cosa che ha fatto molto bene, e in quei periodi naturalmente, come sempre accade, forse accade anche oggi, la canzone napoletana non si cantava per niente, erano più richieste le canzoni francesi, inglesi e spagnole, cioè si faceva, come si suol dire, il genere. Lei ne ha vinto uno di Festival di Napoli? Uno solo. Nel 59, sì. Con Te di Reno, credo. Esatto. Le piacerebbe che il Festival di Napoli ritornasse all'antica gloria o no? Sì, ma non vedo come. Non c'è. Mi piacerebbe, ma non vedo come, perché il Festival napoletano, come molte cose... Come il Festival di Sanremo, sì, per esempio. Lo so, ma come molte cose che partono da Napoli si è autodistrutto. Quindi non c'è possibilità di rilancio. Noi siamo specialisti nell'autodistruggerci, ma io una ragione me la sono data, è che Napoli è una città canora per eccellenza, cantano tutti e molti cantano anche molto bene. Altre foto, momenti di vita vissuta da E.D. Fausto Cigliano,
Vediamo, ricordiamo e commentiamo insieme a Fausto Cegliano. Ecco, questa è un'altra, l'ho presa, l'ho scelta questa perché sempre fa parte di quel periodo di formazione in un certo senso, e io sono al contrabbasso. Detto tra noi, non c'era niente di musicale in quello che io facessi col contrabbasso, solamente invece? rumori. Qui invece ci sono due personaggi che sono stati importanti nella formazione mia. Alla destra, guardandoci, Achille Millo, l'attore Achille Millo, col quale ho fatto molti programmi di poesie e canzoni napoletane, e al centro c'è Mario Gangi, che è praticamente il mio partner anche in quest'ultima avventura col disco Teatro nella canzone napoletana. Altra foto. Abbiamo fatto concerti un po' dappertutto. Questa è una fotografia, l'ho presa perché l'argomento è sempre la chitarra. Era la visita ad un negozio di chitarre a Catania, e in quella circostanza c'erano, vedo alle spalle mie, anche Jimmy Fontana con gli occhiali scuri e Tony Renis alla mia destra. Ancora foto, vediamo. Curioso. Questo invece è un backstage, come si dice, del primo festival della canzone napoletana che io ho fatto nel 1956. Cantavo Guaglione e difatti altro successo, si vede anche Aurelio Fierro che era l'interprete principale. Noi riassumevamo le canzoni. Questa è una copertina del Radio Corriere del periodo, credo, del 58, e questa è un pochettino una fotografia, l'ho scelta per simboleggiare qualche cosa, cioè per simboleggiare in un certo senso l'attesa della nascita di un amore che poi si è verificato di lì a poco. Questo è un pochettino posteriore, ecco, questa fotografia è il periodo del servizio militare, che ha coinciso con l'ultima canzone che ho fatto a Sanremo, cioè con E se domani. Nella primavera io sono partito per fare il servizio militare e sono rimasto 1 anno e mezzo sotto le armi. Questo è il mio amore, quello che io aspettavo seduto sulla spiaggia a mangiare, Alma, o anche, meglio ancora, Alma Rosa. Questa è sempre lei. Sua moglie. Ecco, mia moglie, esatto. Questa è lei, diciamo, la fotografia era datata 66, noi ci siamo conosciuti nell'estate del 63. Non avete figli? Non abbiamo figli. Rimpianti, rimorsi? Assolutamente no, per parte mia no, lei ha 2 figlie meravigliose, dei nipoti ancora più E lei non simpatici. rimpiange un figlio suo? No, non rimpiango, ma non rimpiango, intendiamoci, avrei voluto fare un figlio con lei, ma non è stato possibile, quindi. Questa è una fotografia un po' curiosa. Io mi trovavo a cantare in Argentina in un grande albergo nel quale successivamente sarebbe andato anche il grandissimo, enorme Frank Sinatra. Veloci con le foto se possibile, perché Ecco, siamo un po' in e qui ritardo. sono ancora fotografie d'amore, diciamo. Andiamo avanti. Ecco qui fotografie di tournée con i fiori. Questo è Venezuela. Lo dico perché non si capisce, e questo è un simbolo di un periodo giapponese. Io sono stato molte volte, almeno 10 volte in Giappone, ho fatto varie cose, ho cantato in giapponese naturalmente, c'è un disco in giapponese, ma questo un po' l'abbiamo fatto un po' tutti. Parliamo di amore, ne abbiamo già parlato. Sì. Il suo migliore ricordo sexy invece, qual è, Cigliano? È legato alla sua storia d'amore o no? È legato alla mia storia d'amore. La canzone che ha scelto Senz'altro. è perché ha scelto la canzone che ha scelto. Ho scelto E se domani perché è una canzone che mi è rimasta in canna, cioè a dire, è una canzone che naturalmente io non speravo, ha avuto una vicenda negativa al Festival di Sanremo, e come dicevo poco fa, subito dopo il festival io sono andato a fare il servizio militare, poi ha preso una via giusta e diciamo così meravigliosa attraverso la vocalità di Mina. Io non posso che rallegrarmi di questo fatto qui, però nello stesso tempo mi dispiace. Un titolo quasi un po' profetico in un certo senso, E se domani. E se domani. Che cosa le ha insegnato questo episodio della sua vita? Che è un episodio che riguarda proprio Sanremo, questo di cui l'episodio di E se domani? Esattamente. È che esiste la scarogna, La primo, sfortuna, la cosiddetta sfortuna. la sfortuna, e che poi naturalmente bisogna andare con le idee chiare a fare le cose. E se domani ha avuto noi avevamo fatto un provino slow da locale notturno. Era Sanremo di che anno? Del 63. 63.
cioè come poi Mina ha fatto il suo disco. Probabilmente lei ha sentito il provino che io avevo fatto. A Sanremo ci fu un cambiamento di arrangiamento, perlomeno 2 volte cambiammo l'arrangiamento, perché c'erano delle canzoni che erano arrangiate in maniera molto roboante, allora ci fu il terrore di venire schiacciati, mentre forse sarebbe stato meglio andare controcorrente e presentarla nella versione nella quale va fatta questa canzone, cioè uno slow. Lo diceva proprio Totò, come passa il tempo, 63-2000 sono 37 anni fa. Madonna. E lei è qui questa notte a parlare. Sanremo, che ha successo come tanti anni fa avrà sempre successo. Chiaro. Giovanna Bizzarri, e se domani? E se domani io non potessi rivedere te, mettiamo il caso che ti sentissi stanco di me, quello che basta all'altra gente non mi darà nemmeno l'ombra della perduta felicità. E se domani, e sottolineo se, all'improvviso perdessi te, avrai perduto il mondo intero, non solo te. Cigliano, a proposito di Sanremo, qualcuno ha detto, qualcuno lo pensa, l'Italia è un paese che invecchia senza crescere, anche attraverso le canzoni. Lei è d'accordo? No, non sono d'accordo. Volevo dire, in margine a esse domani, peraltro meravigliosamente cantata, brava, che c'è sta sempre una femmina in questa canzone, voglio dire, per me c'è sempre una donna che a un certo punto prende il sopravvento. E meravigliosamente bene, dico di lei come di Mina, insomma. Dappertutto, ovunque, in qualsiasi stagione della vita c'è sempre una donna che prende il sopravvento. Ed è un bene o un male? Io dico che è un bene perché le donne sono la parte migliore di noi. Il suo sogno ricorrente è pronto per raccontarlo ai nostri amici? Sì, è un sogno semplice che ho sentito anche altre volte esporre, cioè io sogno di volare. È un classico. È un classico, cioè a dire mi do una piccola spinta con i piedi e plano e vado in alto e mi metto al di sopra delle cose. Dottoressa Fabrici c'è con noi questa notte? Eccomi. Allora aspetti, come sta dottoressa? Insomma. Perché insomma? Non sente la mia voce un po' diversa stasera? Sì, è vero, e come mai? Sono molto raffreddata. Ci dica brevissimamente, poi la notte di Rai 1 continua con altri appuntamenti. Volare è un classico. Volare è proprio un classico, oramai lo sappiamo benissimo. Volare significa proprio come diceva lei, cercare di mettersi al di sopra delle cose, quindi voler avere una prospettiva che sia più disincantata, più globale, meno soggetta ai cambiamenti della materia e dunque una visione proprio più spirituale della vita, una prospettiva più ampia che comprenda non soltanto le nostre personali meschinità, diciamo, no? Piccolezze, insomma, tutti gli aspetti della vita che hanno più a che fare con la materia, ma che invece si libri in alto, che voli e quindi vada verso il cielo liberamente, come dovrebbe fare ognuno di noi, occupandosi appunto di altri aspetti della vita più importanti, più solenni, no? Più significativi. Buonanotte dottoressa. Buonanotte. Cigliano, intanto grazie per essere intervenuto. Grazie. Noi chiudiamo sempre i nostri incontri. Lei lo vede Sanremo? Io, come no? È uno dei degli telespettatori appuntamenti. Non perde... solo lo vedo, ma lo vedo per criticare.
e per compiacermi anche, ma soprattutto per criticare, perché lo sfizio di chi vede il festival è quello di fare... Ma c'è mai ritornato a Sanremo durante un sono festival? passato tante volte. No, durante un festival come spettatore? No, durante un festival no. Devo dire che forse preferisco vederlo a casa comodamente e fare con degli amici, logicamente, i commenti, delle battute, delle cose. Noi chiudiamo sempre i nostri incontri, chiediamo all'ospite, si faccia una domanda, si dia una risposta. Fausto, che cosa chiede a Fausto Cigliano e che cosa si risponde? Io non chiedo molte cose, chiedo la pace che ho con mia moglie, soprattutto, voglio dire, la pace che lei mi dà, e chiedo di averla ancora molto a lungo. È ottimista, è pessimista? È la risposta? Forse sono pessimista, però nel profondo sono ottimista. Quante donne ha amato oltre sua moglie? Ma io direi non molte. Lei è un malinconico? Amare nel senso veramente definitivo, mia moglie, e basta. Lei è un malinconico? È una parola. Io sono uno che, diciamo, combatte continuamente con se stesso. E solo un malinconico può cantare l'amore? No, non credo. Per esempio, apro una parentesi, Benigni, che non è un malinconico, ho sentito cantargli una canzone di Piovani molto bella, una canzone d'amore. Qual molto era? Bella. Adesso il titolo mi sfugge, però una canzone, la canta alla fine di un suo recital. È molto bella, È lo sa, molto si bella. ricorda come fa? Insomma, adesso il motivo mi sfugge, però è molto bella, e tant'è vero che io ho detto, ma guarda un po', questo è un cantante. Buonanotte a Fausto Cigliano, buonanotte a Giovanna Bizzarri, buonanotte a voi cari amici della notte di